Mandi a Duc, un grande saluto a tutti. Eccoci qua nuovamente perché, alla fine di questo mese di marzo 2024 il calendario ci presenta un'occasione, ghiotta per, cogliere 2 piccioni con una fava, come si suol dire, ovverosia, per una duplice occasione augurale, no, ehm, non abbiamo solamente le feste pasquali, Ehm, ma anche, prossimamente, tra qualche giorno, la, principale ricorrenza friulana, del 3 aprile. La chiamano festa la chiamano festa, ma, in realtà sarebbe più corretto, chiamarla giornata o ricorrenza, chiamatela come volete, ma non festa, perché, non abbiamo davvero nulla da festeggiare in Friuli, soprattutto ultimamente. Anzi, sembra quasi stia andando tutto sempre peggio in Friuli. Leggevo, verso la metà, di questo mese che sta finendo, sulla stampa diocesano-udinese statistiche preoccupanti, sullo stato di salute della lingua friulana che ad esempio, ormai, ehm sta iniziando a essere evidente, si trova, realmente in serio pericolo di estinzione. Per cui, sono notizie queste, letteralmente allarmanti. Perché si tratta della sopravvivenza di uno dei fattori principali, non l'unico, ma tra quelli più importanti, insomma, della nostra stessa identità di popolo. Per cui la situazione è veramente grave. Non servono pannicelli caldi qua, non serve, come dire, qualche palliativo. Qua, bisogna, intervenire in maniera, coraggiosa, in maniera forte, ma i nostri politici, avranno il coraggio di farlo? Ne dubitiamo fortemente, anche perché, si organizza una festa, la chiamano festa per l'appunto, una volta all'anno per imbonire la gente e, andare a, raccontare la favola dell'orso secondo la quale va tutto bene, no, andrebbe tutto bene. In realtà il Friuli, già è incastrato male nella geopolitica di questa regione, ehm, prima mai nata e poi malnata, duale, ma, sempre più accentrata nell'angolino in basso a destra, presso un, capoluogo regionale, periferico, alieno, se non addirittura ostile, ecco, ehm, che la sta praticamente dominando senza più nemmeno salvare le apparenze, no, perché almeno una volta, si cercava di salvare le apparenze, ora non più. Questa regione, duale, contrattino, ma sempre più contestato, no, è questo trattino tra il Friuli da una parte e Trieste dall'altra, sempre più contestato è questo trattino. Ehm, Ormai, questa regione, è dominata da questo presidenzialismo che non conosce più alcun limite, no, per cui il rischio è quello del, terzo mandato al nostro Duccetto, al nostro Reuccio, questo veronese triestinizzato, nemmeno, triestino, che quando si è insediato nel 2018, ehm, quando viceversa non sarebbe dovuto nemmeno venir candidato in realtà, perché una volta la presidenza della regione spettava al Friuli.
visto che Trieste è il capoluogo scritto nello statuto speciale. Ecco, comunque quando Federiga si è insediato nel 2018, sapeva benissimo che sin dal 2007, nell'ambito del nostro statuto speciale, era in vigore ed è in vigore la legge regionale statutaria del Friuli trattino Venezia Giulia, che prevedeva il vincolo al secondo mandato, per cui il suo potere è, era, è e auguriamoci sarà previsto fino a un massimo di 2 mandati, ehm, ovvero sia fino al 2028, fino alla scadenza naturale di questa 13ª legislatura regionale iniziata nel 2023, che ha visto la sua riconferma, anche perché in realtà il sistema è sempre più ingessato e le alternative, che pure ci sarebbero, non vengono portate avanti perché si vuole questa, questo dominio triestino che ormai è senza più pudore, non ha più alcun limite, anzi, una volta insediato, sta già lavorando dichiaratamente, lo ammette espressamente lo stesso presidentissimo in interviste giornalistiche pubbliche, per cui davvero non si tratta qui di fare dietrologia, è già tutto alla luce del sole. Stanno già lavorando per modificare addirittura lo statuto speciale per agevolare una futura riforma, una deformazione della forma di governo regionale in 2 step prossimamente, al solo scopo di garantire il terzo mandato a Federiga, no? La possibilità di ennesima ricandidatura, quando viceversa il Friuli avrebbe bisogno di un presidente friulano al prossimo giro, anche senza necessità di eh, cambio di maggioranza, basterebbe un cambio al vertice, un salutare cambio al vertice, anche per evitare una forma di concentrazione di potere che è non solo politicamente, ma anche geopoliticamente sempre più preoccupante. E, ormai quest'anno cade, diciamo, il 60° anniversario della eh, prima attuazione dello statuto speciale e della prima legislatura regionale, avviata proprio nel 1964 con le prime elezioni regionali dell'epoca. E questa amministrazione, questa presidenza non ha trovato niente di meglio da fare che modificare lo statuto speciale a suo uso e consumo, naturalmente mandando avanti i parlamentari leghisti che stanno alterando con i loro emendamenti quello che inizialmente era partito come un disegno di legge costituzionale per la riforma dello statuto speciale che in un primo momento era limitato alle sole aree vaste. E anche questa è una tematica molto importante per il Friuli che alcuni vorrebbero sempre diviso eh, ad uso e consumo, naturalmente, ehm, dello strapotere triestino. Quindi una colonia colonizzata senza più lingua, senza più identità, senza più un cuore, senza più eh, una capacità di autogoverno dominata da politici alieni che non c'entrano niente, che vengono imposti dall'alto, che rimangono attaccati alla poltrona per sempre, e soprattutto un Friuli diviso con una riforma degli enti locali che verosimilmente, anche se forse è troppo presto per dirlo, ma
verosimilmente, stando alle indiscrezioni, alle anticipazioni, alle interviste che si leggono sulla stampa locale, si limiterà a riproporre i vecchi cliché, i vecchi schemi geopolitici con un Friuli frazionato il più possibile. C'è chi ha avuto il coraggio addirittura di riproporre una nuova provincia regionale dell'Alto Friuli, nonostante la pronuncia referendaria contraria da parte della stessa base popolare. Per cui questo è il contesto. Un Friuli dominato, un Friuli alienato, un Friuli colonizzato. C'è qualcosa da festeggiare? Per niente. Quindi cosa fare? Abbattersi? Ma neanche per idea, ma neanche per idea. Mandare tutti a quel paese? Ma neanche per idea. Era quella più buia, come è successo il Venerdì Santo, non bisogna abbandonare la propria fede, bisogna tenere duro. C'è molto diceva anche Nostri Signor, te Bibbie par furlan, salvareis lis vuestris animis col tigni dur. Solamente chi persevererà fino alla fine riuscirà a salvare il Friuli. Ed eccoci qua. Noi sicuramente non molliamo, nonostante questo contesto assolutamente contrario e problematico. Noi continuiamo a tener duro, noi continuiamo a riproporre il Friuli e soprattutto non solamente i nostri PDF sulle principali ricorrenze friulane che trovate linkati qui sotto, ma anche le nostre battaglie, i nostri video che vi propongo sempre qui sotto, ad esempio sulla questione calda del divieto di terzo mandato presidenziale previsto in regione dalla nostra attuale forma di governo, che vorrebbero cambiare ad uso e consumo del nostro piccolo dittatore, troppo attaccato alla poltrona, e soprattutto dobbiamo portare avanti l'idea fondamentale di arrivare a un sistema politico che sia friulano e solo friulano, non effevugino, e che sia realmente alternativo rispetto al sistema politico italiano che sta schiacciando sempre di più il Friuli. Il Friuli e basta, e basta. Il Friuli e basta. Il Friuli dal Livenza al Timavo, dai monti al mare, il Friuli geografico e storico, ma anche linguistico e culturale. Dobbiamo dimostrare di essere gente seria, perché se passa questa riforma del terzo mandato, eh, ci ridono dietro. È una questione di serietà istituzionale, è una questione di considerazione geopolitica delle peculiarità del Friuli, che anche Trieste deve accettare e rispettare, perché è il Friuli che mantiene il capoluogo con le sue tasse. È il Friuli che ha la stragrande maggioranza del territorio regionale, il Friuli che ha la stragrande maggioranza della popolazione regionale, eppure la classe dirigente è sempre più triestinocentrica, eppure la spesa pubblica è sempre più concentrata esclusivamente nell'angolino in basso a destra per interessi che friulani non sono. Allora noi non molliamo, anzi abbiamo appena incominciato a rivendicare un sistema politico rigorosamente separato rispetto a quello italiano, che non deve assolutamente subire alcuna influenza né da Roma né da Trieste.
perché questo è vitale per la sopravvivenza stessa del Friuli, altrimenti condannato a finire malamente colonizzato. Per cui non importa se vinceremo o perderemo, l'importante è continuare a dare fastidio e speriamo che qualcun altro abbia il coraggio di aiutare i pochi che sono rimasti davvero liberi, davvero friulani e solo friulani, a continuare a dar fastidio a questo sistema, che è marcio, ma la soluzione non è l'antipolitica, la soluzione non è l'astensionismo, la soluzione è anzitutto la controinformazione e poi anche una rinnovata coscienza friulana e magari anche friulanofona per la salvezza del Friuli e basta. È necessario il contributo di tutti, è necessario il sostegno di tutti, è necessaria per esempio anche l'adesione di tutti. C'è già un simbolo, eccolo qua, lo mettiamo a disposizione del Friuli. I friulani di buona volontà sono invitati a fare delle serie considerazioni perché non c'è limite al peggio e se non si costruisce un'alternativa a Fedriga e a Trieste, eh, andrà sempre peggio. Per cui noi sicuramente non molliamo, ma c'è la necessità che un popolo intero combatta per la propria sopravvivenza, senza cedere alle lusinghe del sistema politico italiano, che ha portato e porterà solo male al Friuli. Grazie se mandi a Duce.